Tra eventi per un piacevolissimo mix tra cultura, cibo e musica, promossi dalla Scuola Internazionale del Gusto ideata dal Comune di Montegrotto Terme, alla continua riscoperta dei sapori della cucina di tradizione grazie a Note di gusto con l'autore, che ha affidato la parte enogastronomica agli chef del gruppo dei giovani ristoratori d'Europa, chiamati a creare piatti veneti d'eccellenza attraverso la supervisione dell'equipe di Papageno, la nota rivista di enogastronomia. Da cosa è nata l'iniziativa? L'iniziativa è nata dalla volontà del Comune di Montegrotto di portare avanti questo progetto che era iniziato qualche anno fa dalla Scuola Internazionale del Gusto. Insieme con il Comune abbiamo operato, abbiamo creato queste 3 serate importanti di enogastronomia del gusto, mescolando chef di un paese ospite che è la Slovenia, chef stellati, e i prodotti del territorio, e creando anche un momento particolare, unico in Italia, che è Vini da Terre Estreme. È un progetto molto curioso, molto bello, che noi ci crediamo, in cui presentiamo circa 60 aziende estreme, che non vuol dire estreme nel vino, vuol dire estreme nel territorio. Siamo partiti così, diciamo un po' per scommessa, però con le idee ben chiare. Su quello che volevamo fare. Volevamo portare Montegrotto come vetrina per le aziende medio-piccole d'Italia, quindi tutte le aziende che volessero proporre, avere una vetrina che si affacciasse sull'internazionalità, perché Abano Montegrotto ricordiamo che lavoriamo con il 90% di turisti esteri, quindi tutte le aziende che magari anche piccole, che sicuramente ma non di meno pregio di altre, quelle più grosse, che volessero affacciarsi a questo mondo, gli diamo la possibilità. La splendida cornice dell'Hotel Esplanade Tergesteo di Montegrotto Terme ha fatto da apripista la prima riuscitissima serata della rassegna, che ha visto coinvolti il giovane chef stellato sloveno Uroš Fakuc del ristorante Dam di Nova Gorica, che fa parte del gruppo di giovani ristoratori d'Europa sloveni, assieme allo chef di casa Daniele Frison, uniti nel deliziare tutti i presenti. Noi veniamo dalla Slovenia, da Nova Gorica, il nostro ristorante, io sono chef del ristorante Dam, e stasera prepareremo un piatto con un purè al tartufo bianco, un po' di prosciutto disidratato, uovo cotto in crosta al nero di seppia, tartufo nero e un po' di fior di sale delle saline di Pirano. Possiamo dire che è un connubio tra Istria e le terme? Diciamo di sì, diciamo di sì. Perché ha aderito a questo progetto? Perché è un bellissimo progetto che fa conoscere il nostro territorio e i nostri prodotti tipici della zona. Questa sera è anche una competizione tra la cucina slovena e la cucina, delle terme. Sì, diciamo di sì, anche perché lo chef sloveno porta un piatto nuovo, invece i nostri cuochi preparano dei piatti tipici della nostra zona. In tavola gli chef hanno dato il meglio a partire dall'uovo nero con purè, prosciutto essiccato e tartufo nero veronese preparati dallo chef sloveno Uroš Fakuc, mentre la cucina di casa ha servito tortelli di rapa rossa su specchio di tubero di rozzo e cristalli di vezena, seguito da chicchi di riso carnaroli mantecato alla zucca marina e guanciale croccante in foglie d'autunno. Poi vaniglia givet in mela verde al profumo degli agrumi del Garda. In tavola è arrivata la regina della corte, ovvero la faraona alla Valle Gorina in Pearada, sformatino di cipolle borrettane e riccioli di radicchio tardivo. Per finire col timballo veneziano con salsa zabaione, pazientina all'antica tradizione veneta e salsa di cioccolato e giuggiole di sbrisolona del poeta. Il tutto annaffiato dai vini DOC dei Colli Euganei. Durante la serata conviviale, la parte letteraria è stata affidata allo scrittore, regista e sceneggiatore veneto Giancarlo Marinelli, che ha presentato in maniera impeccabile un volto noto al grande pubblico televisivo. La sommelier Adua Villa, per 9 anni presente alla prova del cuoco, che per l'occasione ha presentato il suo libro, Una sommelier per amica. Cosa c'è su questo bel libro? Questo è un libro che vuole essere pop nel linguaggio del vino, perché tutti devono sapere come approcciarsi a questo mondo e proprio nella maniera più leggera possibile, ma apprendendo delle nozioni che possono incuriosire il lettore e quindi magari da lì andare anche avanti, perché no? Oppure rimanere con queste piccole nozioni che però ti fanno fare un po' il salto su alcune cose fondamentali.
La parte finale è stata affidata al duo Massimo Scatolin con la sua chitarra classica e al soprano Stefania Bellamio, che hanno proposto un ricco repertorio con musiche di Vivaldi, Mahler, Schubert e Mendelssohn, per concludere la serata con la sfilata completa della Brigata di Sala e di Cucina, che hanno dato l'arrivederci a tutti ai prossimi 2 appuntamenti. Sabato 26 ottobre, Area Relax Miramonti di Montegrotto Terme, domenica 17 novembre al Grand Hotel Terme di Montegrotto.